testa e l'elmo di Scipio se cinta la testa dove la vittoria e porgo la chiama e schiava di Roma il Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta nell'elmo di Scipio. Io credo, tanto vi salutiamo con affetto e amicizia, credo che il senso della presenza del Presidente Fini qui tra voi, che da mesi portate avanti una protesta che deriva da una situazione oggettiva di gravissima crisi, il senso sia quello di una solidarietà che il Presidente ha inteso esprimere in modo concreto, venendo a farvi visita nella unica occasione in cui incontrerà il pubblico durante questa visita a Cagliari. Certamente una solidarietà che è per voi, ma che è per tutto il mondo dell'arte e della cultura italiana, che per tagli e riduzioni di finanziamenti pubblici, alcuni ineluttabili, altri che forse si potrebbero ridurre o evitare, si trova in una situazione di gravi difficoltà. In voi il Presidente, sono certo di interpretare la sua sensibilità e il suo pensiero, in voi saluta anche tutti coloro che in questo momento, in questa nostra povera e sofferente regione Sardegna, soffrono per la mancanza di lavoro, per l'incertezza del proprio avvenire, per l'incertezza dell'avvenire. Qualcuno di voi di prendere la parola. Buongiorno, mi presento. Sono Bertatano, sono segretario della SLC. Ho preparato un brevissimo intervento perché intanto la ringrazio a nome di tutta la delegazione. Diciamo che i problemi del lirico di Cagliari sono problemi nel locale legati ad una pessima gestione del teatro, della vecchia dirigenza. Sono aggravati ovviamente dallo stato di crisi generale e a nostro avviso anche da scelte politiche che hanno prodotto i tagli, le riduzioni del FUS. A nostro avviso anche da scelte politiche che hanno prodotto i tagli, le riduzioni del FUS in realtà. Mentre altri paesi europei in questo momento di crisi hanno deciso di investire su innovazione, su istruzione, su cultura, su ricerca. Diciamo che anche l'atteso decreto milleproroghe poi è stato carico solo di cattive notizie, il FUS non è stato reintegrato, resta fermo sui 268 milioni di euro. Sono state disattese tutte le richieste, persino le richieste e gli appelli fatti dal Ministro Bondi. Ricordo le promesse anche del sottosegretario alla Presidenza Gianniletti. Buonasera, piacere, sono Annalisa Pizzi della Fistelcisi, nonché artista di corpo. Dalla questione che riguarda i tagli al FUS, come si è detto, ma anche e soprattutto dal fatto che un po' il nostro settore ha delle similitudini con l'ambiente del calcio. E mi spiego, nel senso che sì, del calcio, nel senso che spesso e volentieri, soprattutto negli ultimi anni, oltre alla diminuzione delle risorse, c'è stato comunque un abuso di quelli che sono gli eventi cosiddetti e spesso effettivamente ci sono stati degli sprechi. Tempo addietro, quando ci siamo trasformati da Ente Lirico in fondazione, abbiamo depositato la nostra pianta organica al Ministero, che era piccolissima di dimensioni rispetto a quelle degli altri teatri, forse la più piccola d'Italia. E quindi ci siamo ritrovati ad avere una pianta organica talmente piccola che a breve distanza, quando siamo diventati fondazione, abbiamo ampliato. Adesso non ci consentono più di ritornare alle 270 unità lavorative, che non sono, voglio dire, gli 800 della Scala, che non è comprensibile, perché la legge Bondi ci vieta di assumere a tempo indeterminato, ma soprattutto ci vieta anche di assumere precari con contratto a tempo determinato. Quindi noi in questo momento siamo totalmente paralizzati, qua stanno lavorando 2 soli precari. Il problema è che se noi volessimo fare l'opera come tale dei precari, perché non esistono da noi i reparti, la sartoria, le faccio un esempio, c'è solo il caporeparto, quindi non c'è neanche, gli altri sono tutti precari, è un intero reparto, 15 lavoratrici e lavoratori che sono in sartoria che sono precari.
Io non so se poi da questo punto di vista si possa fare in modo di portare avanti una riforma per lo spettacolo che sia più, che valuti di più nello specifico le singole realtà, perché le 14 fondazioni sono tutte differenti l'una dall'altro perché sono inserite nel territorio e col contratto di secondo livello ovviamente ancora a maggior ragione hanno delle specificità che le caratterizza. Se si potesse ritornare o a una riforma organica di tutto il settore dello spettacolo, so che ce n'è una depositata da parecchio tempo, se non ricordo male, una legge quadro per lo spettacolo dal vivo che è ferma alla Camera, se non ricordo male, sarebbe interessante se lei potesse in qualche maniera fare in modo, perché là dentro c'è anche la questione che riguarda le risorse che dovrebbero provenire dal lotto e che comunque dovrebbe integrare le risorse FUS. E poi un'altra questione che le chiedo, l'Arcus SpA, che a tuttora esiste ed è vicina ai beni culturali, tempo addietro è nata per finanziare progetti che fossero legati solo al restauro dei beni monumentali. Adesso so che finanzia anche le innovazioni tecnologiche, è però comunque una risorsa che è stata sottratta al FUS, perlomeno da quando è nata c'è stata proprio la chiara volontà di diminuire il FUS incrementando i finanziamenti Arcus. Se potessero essere messi a disposizione anche di progetti strettamente legati allo spettacolo dal vivo, si potrebbe fare in modo che chi è capace riesce ad avere altre risorse. Gli spettacoli portavamo, le dico, perché adesso per risparmiare anche quello non lo stiamo più facendo, gli spettacoli in giro per la Sardegna. Siamo stati forse i primi in Italia, ci ha seguito adesso Torino e lo sta facendo con meno difficoltà perché il territorio sardo ha delle infrastrutture un po' particolari, insomma per arrivare da qui a Sassari noi ci mettiamo in media col pullman 4 ore circa, però insomma comunque nasceva proprio per la divulgazione della musica nel territorio e noi vorremmo che continuasse a mantenere la propria identità e vorremmo se possibile avere anche l'autonomia all'interno della legge Bondi, ma non possiamo farlo perché non abbiamo i requisiti. La ringrazio. Non ci manca nulla. Non ci manca nulla.